Un forte odore di gas ha messo in allerta i vicini di casa che hanno subito chiamato i soccorsi. Luigi Pieretto, 70 anni, era sul letto privo di vita. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli uomini del SUEM 118, i vigili del fuoco e di carabinieri. L'abitazione era satura di gas. Gli infermieri con l'ambulanza sono entrati e sono usciti di corsa. Poi è entrato uno e ha aperto tutto, perché si vede che il signore che ha chiamato deve aver sentito puzza di gas, deve aver chiamato il signore là, non ricevendo risposta, ha pensato bene di chiamare sia l'ambulanza che anche i pompieri. Nella casa, fra l'altro, il pensionato aveva anche delle bombole. Sembra dai primi accertamenti che l'uomo avesse acceso la stufa per riscaldarsi e che la fiamma si sia spenta sprigionando il gas. Il settantenne abitava in questa abitazione in via principale da solo, una persona schiva e riservata ma che tutti in paese conoscevano. E ho saputo che il signore che abitava là, che viveva da solo, poverino, ieri mattina era andato dagli alimentari qua da Pietro a prendere una bombola di gas per la stufa, per riscaldarsi. Quando gli uomini del soccorso sono entrati non c'era più nulla da fare. La casa è stata messa in sicurezza all'interno, c'erano ancora delle bombole. La notizia della morte di Luigi ha subito fatto il giro del paese. Queste tragedie, dice il sindaco di Casier Renzo Cararetto, non dovrebbero più accadere. Ci troviamo purtroppo ancora a assistere a certe condizioni, diciamo così, su certe unità dove che certe persone magari vogliono continuare a vivere come vivevano una volta, con il riscaldamento a stufa piuttosto che con tutti, insomma, gli accessori che potrebbe essere un po' più normativa, ecco, diciamo così. Il corpo, privo di segni che possono far ricondurre al coinvolgimento di terzi, è a disposizione della Procura di Treviso, che potrebbe disporre l'autopsia. Sarebbe esclusa per ora anche l'ipotesi del gesto estremo.